Sicilia, la sua economia sempre più in crisi. Renzi ciucciulia un crollo di un viadotto siciliano. Clima speciale in Sicilia, la neve pure a mare. 12 di Innaro, anniversario di una ribellione importante. Musica, l'uvidio di la canzone a Zio Pino di Lima la razza 100% terrona. Benedica a tutti. Questa è la prima puntata del 2015 su Pormondi Cancia d'Antichetta Formula, presentando una prima parte con alcune delle principali notizie delle ultime 2 settimane, e una seconda con servizi e video musicali. Secondo i dati dello Servizio Statistica della Regione Siciliana, l'economia dell'isola continuò a perdere terreno negli ultimi 7 anni. Lo PIL è sceso dello 2,4% solo dall'ultimo anno. Le imprese continuano a chiudere. La disoccupazione aumenta e arriva oggi allo 22,3%. I consumi delle famiglie diminuiscono. L'unico ramo in crescita è quello dello turismo. La situazione sta diventando sempre più drammatica, pure perché pare che i governi, quello regionale e quello italiano, non riescono a proporre soluzioni adatte. Tra le giornate passate fece clamore la notizia dello crollo del viadotto Scorciavacchi della Palermo Girgenti vicino a Mensoiuso, notizia ciucciolata dello presidente del Consiglio Matteo Renzi. Parea che lo viadotto avesse ceduto lo primo dell'anno. Si aveva inaugurato 9 giorni prima, lo 23 di dicembre. La ditta di Ravenna che l'aveva costruito specificò che non ci fu un crollo di questo viadotto. A franare lo 29 di dicembre e non lo primo di Innaro fu la strada d'entrata allo viadotto e non lo viadotto stesso. L'ANAS confermò questa versione. La procura di Termini aprì un'indagine. Lo 4 di Innaro morì per un colpo al cuore lo cantautore napoletano Pino Daniele. Lo volevamo ricordare ascoltando un breve estratto di una sua canzone dedicata alla Sicilia. Io son pazzo di te e che sta fortuna terra nessuna un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dici tutto quello che vuoi tu. Samantha Cristoforetti, l'astronauta prima femmina italiana che si trova allo spazio del 23 di novembre passato, per l'Epifania mandò con Twitter un saluto alla Sicilia con 2 ciucciolate e 2 belle fotografie della nostra terra e dello Muncibeddo, scrivendo in inglese e italiano: "Ciao Sicilia e Etna, la neve ti dona e magari un saluto a Catania". La fine del 2014 portò la neve praticamente in tutta la Sicilia, magari in alcune zone della costa. L'evento, più davvero raro per la nostra terra, meritò di essere immortalato con fotografie che i siciliani vossero compartire nelle reti sociali. Ne scegliamo una poco, chi di canne passano più significanti. Arristiamo in questioni climatiche. Lo 2014 fu l'anno più cauto degli ultimi 100 anni, affermò l'agenzia meteorologica giapponese. La temperatura media dello globo dell'anno passato fu di 0,63 gradi più alta della media dell'ultimo secolo. Benedica a tutti, palloni. Palermo in rimonta in Serie A con l'ottima vittoria per 5-0 contro lo Cagliari nell'ultima partita giocata in casa. Trapani in buona posizione in Serie B con lo Catania quasi in zona retrocessioni. Si spera che durante questa lunga pausa di campionato cadetto e con l'arrivo di nuovo allenatori Marcolin e di nuovo direttore sportivo degli Carri, gli Liotri sappiano risolvere i suoi problemi. Pallacanestro, Serie A mascolina.
L'unica squadra siciliana, l'Orlandina di Capodorlannu, dopo la partita che stiamo vedendo un tasto immagini, perduta fuori casa a 100 per 90-73, continua il suo campionato con l'obiettivo di la permanenza ante la massima categoria. L'11 di Innaro è l'anniversario di una importante ribellione. Vediamo sul servizio di Fonso Genchi. Non sappiamo quanto palermitani, passando per via Rosolino Pilo o per via 12 gennaio, sanno che fu stu Rosolino Pilo e che succedeva l'11 di Innaro di cusape qual'anno e cusape unni. Era lo 1848 e proprio in Palermo, l'11 di Innaro, cominciò una ribellione contro i Borbone, comandata di Rosolino Pilo e di Giuseppe Lamasa. C'è da dire che prima di questa ribellione ce n'avevano stato altri due di una certa importanza, dal 1820 e dal 1837. I motivi erano sempre gli stessi: i siciliani non avevano accettato la decisione dei Borbone, che dal 1816 avevano giunciuto il regno di Sicilia con quello di Napoli, creando il regno delle due Sicilie e, di fatto, abolendo la Costituzione siciliana del 1812. L'aspirazione dei siciliani in tutte queste ribellioni era quella di tornare a essere uno Stato indipendente e con la ribellione del 1848 ci rinescero. Per 16 mesi, prima della riconquista delle Borbone, la Sicilia tornò a essere indipendente, con la sua propria Costituzione che si intitolava così: la Sicilia sarà sempre Stato indipendente. Il 25 di marzo si grapiva a re lo Parlamento siciliano e lo capo del governo diventò Ruggero VII, presidente del Comitato dell'Insurrezione. La ribellione dello 12 di Innaro del 1848, che era pure una ribellione di tipo liberale, è importante non solo per la Sicilia, ma per tutta l'Europa. Dopo l'insurrezione siciliana, infatti, altri rivoluzionari liberali di altri banni si pigliarono di coraggio e seguirono l'esempio siciliano. La ribellione si diffuse pure in tutta la penisola italiana e magari in quasi tutta Europa. Poi venne ricordata come la primavera dei popoli e di tanto arrestò lo famoso detto «Succedì un 48». Lo passato 16 di dicembre nasce lo video musicale dello gruppo Manarrazza 100% Terrona, si intitola Zio Pino. Lo video, che sta avendo grande successo sul canale YouTube, è dedicato a Padre Pino Pugliesi. La bella canzone è tutta in lingua siciliana. Vediamolo in semmola. Ammazzarono lo parrino, l'ammazzarono, con due corpi di scopetta dritti in testa, ed ora caco dallo sole che ne arresta, solo odio, prepotenza ed omertà. Ammazzarono lo parrino, l'ammazzarono proprio il giorno che nascivo, e coscienti fu
dire incontro a morte, senza scanto sfidò la propria sorte, come un paci chiudava pure a tutti, ma ora in terra corica non batti. I picciotti della strada li so figli, la potenza di un messaggio troppo grande. Parrino ci spararono, ma un si mori sullo si perde a vita. Un capello che era un uomo troppo forte, che non si scanta di tagliare in faccia morte, come un pace chiudava amore a tutti, ma ora in terra quello corica non batte. I picciotti della strada li so figli, la potenza di un messaggio troppo grande. Ci spararono allo Parrino, ci spararono, ma nessuno si scorda chi uomo era. La virtù e la speranza predicava, e non sciore mezze pece ci crescea. La virtù e la speranza predicava, e non sciore mezze pece ci crescea. Buon compleanno, Parrino! Questo è tutto per questa puntata. Ni vediamo alla prossima. Salutiamo.